cerchiamo di fare, insomma, ecco. Avremo piacere di portare i ragazzi al cinema, stiamo cercando dei volontari perché si impegnino a far questo. Ma a maggior ragione adesso che non c'è più un cinema in centro, Esatto, immagino esatto, che sia esatto. più impegnativo per le Sì, persone molto non autosufficienti, per tutte le persone non autosufficienti, esatto, dai esatto. minorenni agli anziani, figuriamoci le persone. Indiscutibilmente, indiscutibilmente. Ci piacerebbe molto creare questo servizio magari una volta al mese, quindi tutto sommato sarebbe neanche un grande impegno perché sarebbe 12 volte l'anno. Ecco. Sarebbe bellissimo far questo. A me personalmente piacerebbe da matti trovare gente che abbia lo spirito giusto per accompagnare i ragazzi ai concerti, se vuoi rock piuttosto che di musica classica. Questo è interessante perché spesso quando si parla di volontariato, soprattutto ai ragazzi, ai più giovani, ma un po' in genere a chiunque magari ha una visione dall'esterno e quindi inevitabilmente dei pregiudizi, si pensa che il volontariato sia un'attività molto noiosa, molto grave, a contatto con la sofferenza, invece poi c'è questa dimensione, Sì. da un lato appunto la dimensione del divertimento, da un lato poi se pensiamo accompagnare al cinema una persona disabile significa semplicemente andare al cinema, solo che ci si va in compagnia di altre persone, facendo qualcosa di utile per gli altri. No? Sì, io quando qualcuno mi chiede particolarmente ma con le persone disabili cosa bisogna fare, come ci si deve comportare, eccetera, io a volte dico, per semplificare se vogliamo, dico, ma tutti vogliono essere felici, tutti vogliono avere gli amici, tutti vogliono stare in compagnia, tutti amano andare a mangiare la pizza con la fidanzata, o vogliono vivere in maniera spensierata, anche le persone disabili. E quindi a maggior ragione bisogna trovare il modo di creare queste condizioni, e quindi creare quel gruppo di veri amici e non di trasportatori, traghettatori. Certo, naturalmente. Quindi è lì la nostra difficoltà, perché avere questa osmosi non è semplice, però non è impossibile. Io ho un aneddoto da raccontare: una volta con dei ragazzi molto gravi siamo andati a mangiare una pizza in una pizzeria qui a Rovigo e ci siamo divertiti tantissimo, ridevamo come matti, e posso assicurarvi che c'erano dei ragazzi molto molto gravi. Al momento di andare a pagare ho avuto la sorpresa che ho trovato il conto pagato e che ho chiesto alla padrona il motivo. Chi si era permesso una cosa del genere, insomma, ecco perché. Era un cliente di questa pizzeria che era venuto per prendersi la pizza da asporto e aveva visto la compagnia di gente che rideva, che scherzava, gente in carrozzina, gente con grossi problemi, però l'aveva vista talmente ben affiatata, talmente proprio rilassata, che gli è venuto spontaneo questo signore di pagare il conto nostro. È una cosa che mi è sempre rimasta... Che è rimasta impressa per forza, sì. Sì, però ecco, voglio dire, in quel momento non avevamo fatto nulla di particolare, avevamo soltanto una banda di matti che voleva semplicemente divertirsi, punto. E questo è stato fantastico per qualcuno, per chi non è abituato, per chi ci vede da fuori, vedere questa compagnia affiatata ha creato un qualcosa di particolare, una sensazione particolare, perché probabilmente forse non è così semplice, così facile vedere, perché siamo stati 3-4 volontari e una decina, sì, c'erano tanti di ragazzi disabili, però ecco, l'affiatamento nasce anche da tanti anni di conoscenza, insomma. Ecco. Prima parlavamo appunto dell'appartamento, Sì. dicevi appunto che con l'inizio del nuovo anno prende il via Certo. questo nuovo progetto, in realtà Sì. è la continuazione di una cosa che era già stata attuata anni fa, che rinasce diciamo anche se con modalità nuove, Sì. e di cui è interessante raccontare magari qualcosa insomma, di questo appartamento. Innanzitutto come è nato, come è stato possibile per l'associazione avere questo spazio? Sì, certo. Allora, l'Unisport aveva voglio dire, la propria sede nella palestra, piccola palestra dell'ex liceo scientifico in via Panenzo. Aveva chiesto l'Unisport alla provincia di poter utilizzare l'appartamento del custode, sempre dell'ex liceo scientifico, sempre in via Panenzo. Nata Amici di Elena, questa richiesta è traslata da Unisport a Amici di Elena. Per quale motivo? Perché noi volevamo fare delle attività
in autonomia, fare dei laboratori, e quindi avere la palestra e l'appartamento vicino era una buona cosa, perché i ragazzi, magari uscendo dall'attività sportiva, potevano tranquillamente, facendo 2 passi, accedere subito all'appartamento, anche solo magari per far merenda o per vedere un film, che ne so, in compagnia, o una partita di calcio, o rivedere delle foto di varie manifestazioni fatte. Dopo è successo che l'associazione Pianeta Handicap è riuscita a fare queste attività in autonomia, questi nei weekend, fare queste attività in autonomia. E noi invece eravamo ancora indietro, avevamo tanti altri problemi, insomma. Ci è voluto tanto tempo, l'aiuto di 2 fondazioni, e siamo riusciti a sistemare l'appartamento perché era fatiscente, e finalmente adesso ripartiamo. Ovviamente, dato che Pianeta Handicap, questa benemerita associazione di Rovigo, aveva già fatto questa esperienza prima di noi volevamo farla ma non eravamo riusciti a farla, e invece loro sono riusciti a farla, abbiamo ritenuto opportuno permettere loro l'utilizzo nei fine settimana di questo appartamento e fare e ripetere questa attività, e magari noi essere di supporto a loro, o comunque collaborare insieme. Ovviamente nel resto della settimana noi faremo le nostre attività che riguardano l'uso dei personal computer, la fruizione di cose multimediali, sì, quindi film, musica, roba del genere, oltre che realizzare dei laboratori legati alla realizzazione del cortometraggio, quindi se c'è da preparare dei costumi con i ragazzi, o vedere per il trucco, cose di questo genere, anche attraverso l'aiuto di volontari che sono specializzati in queste cose, in questi campi, eccetera. E poi altre cose più banali, tipo le feste di compleanno, piuttosto che altre cose, insomma. Quindi o semplice che trovarsi per guardare la partita. Esatto, rimaniamo sempre un po' nel filone dell'aggregazione, dello spazio a disposizione per il tempo libero, e in parte anche, in buona parte anche per l'autonomia. Poi c'è questo tema, insomma, sì, costante, sì, dell'autonomia delle, certo, persone, soprattutto i ragazzi più giovani, ma insomma un po' tutti, soprattutto i ragazzi disabili, ecco, hanno bisogno di sì, avere, sì, dei percorsi in cui acquistano, sì, autonomia, certo, dalla, certo, famiglia, giustamente, perché poi la famiglia invecchia ed è giusto che queste persone siano autosufficienti. Questo appartamento ha anche lo scopo, mi pare di capire, di riprendere un po' quelli che sono stati dei progetti per fare in modo che queste persone siano, sì, via via, sì, più, sì, autonome, sì, nelle loro cose, anche banalmente nella gestione del loro tempo libero. Ah sì, sì, indubbiamente, ecco, proprio questo, cioè, infatti ci tengo a precisare che l'appartamento non diventerà la sede di Amici di Elena. Ma c'è questa collaborazione molto attiva, l'appartamento molto positiva, è l'appartamento, sì, a disposizione di varie realtà che appunto si occupano delle stesse... Sì, certo, avevamo abbozzato qualcosa con l'AISM che lo potesse utilizzare di mattina, adesso riprenderemo i contatti, riprenderemo a parlare, vedremo, ma non c'è nulla che possa impedire questo. Addirittura abbiamo messo c'erano alcuni gradini per poter salire, c'è una pedana, c'è una sedia mobile da esterni, per cui anche chi è in carrozzina può accedervi senza problemi. Sì, poi dopo lo utilizzeremo anche per cose un po', diciamo così, saltuarie. Per esempio noi siamo in amicizia con un'associazione tedesca, grazie ai gemellaggi del comune di Rovigo con Firnheim, l'associazione si chiama Lebenshilfe, ci hanno ospitato più volte in Germania, noi li abbiamo ospitati una volta in Italia, però abbiamo dovuto trovare una sistemazione in un albergo, in un agriturismo. E la prossima volta che verranno per un fine settimana, se vogliono, possono usufruire di questo appartamento, dove troveranno ovviamente le cose basilari per poter stare, insomma, ecco, quindi la cucina, i letti e queste cose qua, insomma, ecco. Quindi anche questo è un altro modo per fare degli scambi culturali, amicizie. Cose ed è sicuramente un nuovo spazio di aggregazione in città, dove gli spazi di aggregazione, insomma, sappiamo che mancano spesso. Un'ultima, certo, cosa, insomma, in breve, prima di chiudere, ecco, giusto, come è possibile, come dire, mettersi in contatto con l'associazione Amici di Elena, cosa è possibile fare, se qualcuno, è una domanda che faccio sempre alle associazioni, se qualcuno fosse interessato ad aiutare l'associazione, come può fare e cosa può fare? Ecco. Certo, allora, può contattare l'associazione, diciamo,
andando in Unisport. Perché questo? Perché l'Unisport ha un segretario che è sempre presente negli uffici e poi noi siamo ospiti come sede negli uffici di Unisport. Oppure potete telefonarmi, nel sito del CSV c'è tutta la scheda, tutti i dati, tutti i recapiti, quindi nulla di che, insomma. Credo che questi siano i modi più semplici. Posso dare anche l'indirizzo di posta elettronica, tutto attaccato, gli amici di Elena, proprio gli amici di Elena, @libero.it volendo, e uno può mandare un'email. Però perfetto, tutte cose poi che in il genere centro di noi servizio... consigliamo sempre appunto di visitare il sito del centro di servizio per il volontariato, che è www.csvrovigo.it, dove appunto sono censite tutte le 1000 rotte associazioni della provincia di Rovigo, e quindi è possibile trovare anche tutti i recapiti, oppure è possibile contattare il centro di servizio per avere maggiori informazioni sulle singole associazioni. Ti ringrazio per questa chiacchierata in cui spero siamo riusciti a raccontare un po' questa associazione che comunque in 5 anni di vita ha già fatto parecchi passi, e ci auguriamo che continui a farne. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a te. Ringrazio come sempre chi ci segue da casa e vi rimando alla prossima puntata di Spazio Volontariato con le nuove notizie sulle attività delle associazioni della nostra provincia. Arrivederci.